3, 2, 1, vai. Allora, buonasera, siamo qui dal Raffaele D'Agostini di Pieve di Soligo, dove si è appena conclusa la finale playoff di prima categoria tra il Barbisano Eclisse e il team biancorossi. La finale è stata vinta dal team biancorossi per 2-1 al termine dei tempi supplementari. Qui con me abbiamo i due mister, iniziamo dal padrone di casa, mister Melis, buonasera. Buonasera a voi. E il mister ospite Diego Moro, buonasera. Buonasera. Allora, direi tanti complimenti a mister Moro, partita combattuta, sudata, una vittoria di molta soddisfazione. Sì, sicuramente va a chiudere un percorso iniziato 4 anni fa, dove con la società partita dalla terza categoria gli obiettivi non erano quello di fare una scalata così veloce, però questo gruppo ogni anno inserendo qualche ragazzo, soprattutto ragazzo con la maturità giusta, siamo riusciti a portare questo gruppo dove probabilmente possiamo anche giocare sì, bisognerà vedere gli altri risultati delle categorie più alte, però una vittoria oggi è arrivata quasi non ci speravate di diciamo che dopo aver sbagliato il calcio di rigore che poteva aprire la partita è stata come chiaramente la festa del team biancorossi è rinnovata anche per mister No, sto dicendo che come succede in queste partite l'equilibrio viene rotto da un episodio, è successo un episodio che c'è il rigore sbagliato, un errore del nostro difensore che ha lasciato aperta l'avversario. Diciamo che poi sì, una volta andati sotto non era facile, sono stati bravi i ragazzi che sono entrati, una parola di merito a Boscariolo, ma non perché è stato più bravo degli altri, perché non è facile in quel momento entrare e comunque fare la differenza e mettere un paio di palle importanti. Bravi tutti e quindi non parole. Allora, complimenti ancora al team biancorossi. Passiamo sull'altra sponda, Barbisano Eclisse Melis. Avete accarezzato la vittoria fino a quasi il fine. Sì, l'unico rammarico, io ne approfitto per fare i complimenti a Moro e a tutti i suoi ragazzi. Io penso che è stata una partita bella, abbiamo dato tutti quello che avevamo, io non ho nessun rammarico, faccio complimenti ai miei ragazzi perché oggi veramente hanno dato tutto quello che potevano. Il calcio così, si vince, si perde, noi abbiamo fatto un'annata strepitosa, queste partite sono così, sono finali, abbiamo accarezzato il sogno, onore a loro ci hanno sempre creduto e alla fine noi non ne avevamo veramente più, i cambi erano finiti, la giornata... Magari già finito con i crampi. Sì, però ci sta andando tutto, io ripeto, sono orgoglioso dei miei ragazzi, di nuovo i complimenti al team biancorossi, è stata una bellissima partita. Una coreografia da ambo le parti strepitosa, 700 spettatori. Soddisfazione, il rammarico c'è, chiaro, quando accarezzi il sogno e sei là che lo accarezzi e dopo purtroppo, però succede e sono felice per l'annata, un po' rammaricato per oggi, però abbiamo dato tutto, io penso che non posso dire assolutamente niente ai miei ragazzi se non bravi. Il suo primo anno sulla panchina del Barbisano Eclisse, al suo terzo anno in prima categoria, un'annata speciale, straordinaria, finita al terzo posto, poi la cavalcata nei playoff. Questo risultato non cancella l'annata che è stata fatta. No, sarebbe sbagliato cancellare l'annata fatta. Noi, ripeto, ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo dato tutto quello che avevamo, loro alla fine se sono stati più bravi, complimenti a loro. Facciamo ancora una domanda a mister Moro, a parte la festa qui del dopo partita abbiamo visto anche un grande supporto da parte dei vostri tifosi, vi ha aiutato anche questo? Sicuramente questa... Un tifo organizzato? Un tifo organizzato però è nato dal lavoro di questo gruppo, dove man mano il risultato poteva avvicinarsi, sempre più ragazzi si sono venuti verso di noi ad aiutarci, obiettivamente quando c'è una cornice del genere che in campo qualcosa in più riesce a dare. È bello vedere che su quella gradinata c'era una grossa parte di ragazzi che fanno parte del nostro settore giovanile e quindi speriamo che ci sia una categoria dove questi possono magari trovare qualche spazio. Assolutamente, le chiedo un nome per la squadra avversaria della partita di oggi.
è che sono purtroppo Per quello che si è visto in campo. Sì, dire modanese è facile, no? Perché in queste ultime partite è stato fatto la differenza e che oggi ci ha creato diversi problemi, ma complimenti a tutta la squadra perché ci ha dato filo torcere fino alla fine. Come ha detto prima il mister, sono partite che qualcuno deve perdere, è stato difficile combinare e è andata così. Allora i complimenti per me da parte di mister Moro. Stessa domanda un uomo del team Piero. Sì, io penso che loro hanno dimostrato di essere una squadra compatta, sicuramente il ragazzo davanti, non vorrei sbagliare il nome, Gibali, ha fatto veramente una grandissima partita, ripeto, bravi. Se noi magari il primo tempo eravamo un po' più concreti, avevamo queste occasioni, però adesso qui secui, ma hanno vinto loro, complimenti e complimenti anche a tutti i miei ragazzi. Grazie qui presente, ringraziamo i due mister Manis, grazie per lo scambio di mano, grazie a mister Moro, a più tardi nei prossimi ospiti.